E salve a tutti e benvenuti a questo nuovo speciale estivo dedicato ai classici. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni. E giusto perché questo classico è un classicone, soprattutto estivo e soprattutto marittimo, io ci darei la grande battuta e poi tu racconti trama, anno, regista, attori e chi più ne ha più ne metta. Ci serve una barca più grossa e ho detto tutto. Stiamo parlando di Lo Squalo, cioè allora è un film che ha rovinato le notti a generazioni di, direi, gente che va al mare, di marinari. Peraltro io non amo i film di questo tipo, però nel senso non amo gli horror, ma questo non è un horror, questo è un crime, no? Diciamo, È un thriller diciamo subacqueo e anche acquatico, chiamiamolo così, dai, diamogli una nuova terminologia. È un horror per la concezione, quello sì. No, è un thriller, non ha a che fare con gli scary movie, quelli come ce li immaginiamo noi, insomma. Allora, stiamo parlando di Lo Squalo. Jaws è un film thriller del 1975 diretto dal grandissimo pluripremiato Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo di Peter Benchley. Allora, la trama è presto detta, racconta di un grande squalo bianco che uccide i bagnanti dell'isola di Amity, un immaginario luogo di villeggiatura estiva, spingendo il capo della polizia locale a cercare di ucciderlo con l'aiuto di un biologo marino e di un cacciatore di squali. Ora, qui c'è poco da spoilerare, caro Massimo, insomma, penso che sia una cosa che sanno tutti quanti. Raccontiamo, magari dici, io mi ricordo Richard Dreyfuss che fa il biologo marino, poi ovviamente il protagonista trattasi di Roy Schneider e infine la figura del cacciatore dei squali che ahimè fa una finaccia è Robert Shaw, mitico tra l'altro cattivo di Dalla Russia con amore con Sean Connery, uno 007 di quelli altrettanto classici. Sappiate che Spielberg lui voleva Sterling Hayden, l'attore che aveva fatto un sacco di film con Stanley Kubrick, voleva Lee Marvin, ve lo ricordate Lee Marvin? Sì, come no? Sì. E poi voleva, che io tra l'altro mi sto prendendo tutte delle info meravigliose da questo cofanettone Blu-ray con tutti i film di Spielberg, che per me è un grande mito. Lee Marvin sarebbe stato perfetto proprio. Sì, che purtroppo rifiutò Hayden, rifiutò Marvin, rifiutò Robert Duvall e poi optò per Charlton Heston, ma Charlton Heston forse sarebbe diventato troppo supereroico, tra virgolette, come personaggio. Quella parte lì avrebbe tolto un po' il vero protagonista che era lo squalo, che è lo squalo. Devo dire che l'ho rivisto ultimamente il film e devo ammettere che i momenti di paura che ho subito all'epoca quando lo vidi per la prima volta continuo a subirli ancora oggi. Devo dire che ci sono delle sequenze che veramente, io che vorrei andare in estate al mare non ci vado più. Perfetto. Posso dirti una cosa però, Massimo, io quando 20 anni fa andai agli Universal Studios al parco lì a Los Angeles, c'è una parte di questo parco a tema, insomma, dedicato appunto allo squalo, quindi tu te ne vai con non mi ricordo, una barca dove ci stanno tutti i visitatori e a un certo punto compare dal fianco della barca compare questo squalo enorme, eccetera, eccetera, ovviamente finto, è chiaro. Che si chiama Bruce, viene dato un nome sul set, Bruce come l'avvocato di Spielberg dell'epoca. Sì, lo squalo, immagino. Va bene, senti, ma non abbiamo parlato del focus, no, di questo special anche, visto che siamo Soundtrack City. Chi è che fece, Massimo, forse non ti è chiaro a te questa cosa, chi è che scrisse la colonna sonora di questa? Fu uno che a me piace, diciamo, il grandissimo John Williams, suo secondo Oscar, tra l'altro, per questo film. Dopo che aveva vinto l'Oscar come adattamento e musica addizionale per il violinista sul tetto. E quindi secondo Oscar su 5 poi presi in totale ad oggi, 90enne, grandissima carriera, grandissimi film, entrati tutti nell'immaginario collettivo. E Williams, c'è l'aneddoto famoso che quando realizzò come dare un'impronta sonora a questo squalo, che ricordiamo per quasi la prima metà del film non si vede, ma
come facciamo a capire che c'è? Grazie a John Williams, che fa, diciamo, il 70% del film, grazie a questo meraviglioso effluvio di note, in realtà due effluvio, insomma. No, poi ci sono tanti altri temi dopo, sì. anche sbarazzini, c'è un tema barocco per quando arrivano tutti quanti i bagnanti in questa località per festeggiare il 4 allora, luglio. aspetta Massimo, allora già che ci troviamo, allora facciamo vedere un po' di partiture di questo di John Williams, che le facciamo scorrere proprio in questo momento. Ecco, come peraltro proprio tratte da un bellissimo articolo su colonnesonore.net, poi sì, vedrete, trovate qui nella descrizione il link proprio. Ecco, vedete il motivo dello squalo in realtà appunto è un ostinato su due note, che questo smentisce un po' tante volte i discorsi fatti, no? A proposito dei temi. Il tema può essere quello articolato che si sviluppa su 8-16 battute, quello che sia, ma può essere anche appunto, come in questo caso vedi, un ostinato basato su due note. Peraltro i minimalisti poi lo faranno in seguito molto spesso, ma nel caso di John Williams tutto è meno con minimalista, lui proprio esattamente l'opposto. Io ci ho sempre visto, mi ha sempre ricordato un qualche cosa della sagra della primavera di Stravinsky, perché quell'incutere minaccioso arriva secondo me ispirato anche da quello. Anche perché sappiamo benissimo che Stravinsky è uno degli autori più classici, più della musica classica, più amati dai compositori di musica per immagini, ma tra l'altro anche una parte di questa colonna sonora, nei contributi un po' più vivaci nelle orchestrazioni, è anche un tributo a Erich Wolfgang Gorgold, grandissimo altro autore di musica applicata alle immagini, e non solo, del cinema della Golden Age hollywoodiana. Ma devo dire che quando Williams fece sentire queste due note al pianoforte a Spielberg rimase un attimino perplesso, disse il tema dov'è? No, ma poi quando andiamo con l'orchestra ti faccio sentire come si sviluppa. Sì, no, anche perché è vero, se lo fai sentire al pianoforte non è che sia cioè, non è che quello è, quindi rimase un attimino perplesso, però questa cosa è molto carina perché poi questo aneddoto viene raccontato anche da Williams stesso nei suoi concerti, nei suoi live, ed è sempre molto molto ironicamente simpatico. E poi vabbè, ricordiamo che comunque Spielberg aveva collaborato un po' di tempo prima a Sugarland Express per la prima volta dietro consiglio di George Lucas, e questa è la seconda collaborazione. Spielberg aveva 26 anni. Il film, diciamo che venne chiamato dai tecnici cioè da tutti gli addetti ai lavori del film, venne chiamato invece di Jaws, mascelle, come il titolo originale, venne chiamato Flaws, difetti, perché sforarono col budget, entrarono in crisi, soprattutto la questione che Bruce, il famoso squalo, non funzionava tantissimo bene sul set, quindi anche l'opzione di farlo vedere dopo metà di film e quindi coadiuvato e aiutato dal supporto tecnico sonoro della grandissima colonna sonora di John Williams, fu anche per questo, per sopperire alla mancanza proprio dello squalo meccanico che dava dei problemi. Vedi che però di necessità uno fa virtù, e a volte proprio per questo escono fuori dei risultati inaspettati e molto belli. Senti, io ti volevo chiedere invece una cosa di cui hai spesso parlato, no? Tu che sei un collezionista, che qui ci sono diverse edizioni dell'album della colonna sonora. Ci spieghi perché, per come e in che cosa consistono? Allora, intanto facciamo vedere questo tris, questo poker. Allora, vabbè, parliamo di quella storica che uscì all'epoca, che è questa qui, quella della MCA, della MCA Records, della Universal. Questa contiene 12 brani che in realtà Williams volle rieseguire con un'altra orchestra, quindi non è la colonna sonora che fu registrata per il film, le recording session del film, e la utilizzò per dare, diciamo, anche uno sviluppo diverso ad alcuni pezzi che magari nel film duravano meno, diventavano un po' più violenti, quella sorta di musica primitiva
atavicamente primitiva, che è proprio una delle colonne sonore più horror e più violente, selvagge nella filmografia di Williams. Quindi questo album è quello che contiene, diciamo, la rivisitazione da parte di Williams stesso dei pezzi salienti della colonna sonora. Anni dopo, tra l'altro vedo in special price che l'hai comprato. Bravi, quindi... in special price, ai tempi sì, in special price sì, la comprai e ce l'avevo in vinile. Poi la Decca nel 2000 pubblicò questa edizione con 12 brani in più di musica precedentemente non realizzata, e questa diciamo che quasi copriva la totalità della musica scritta per il film. E la terza? La terza, finalmente nel 2015 esce questa edizione completistica, estesa, espansa, come la volete chiamate, della Entrada, dove in 2 CD c'è tutta la colonna sonora completa, quindi la bellezza di 27 brani totali rispetto ai 20 precedenti e ai 12 dell'edizione quella là rifatta, più tantissimi extra, e poi la reversione rimasterizzata del 75 della colonna sonora, più anche i pezzi che si sentono come musica diegetica nel film, quindi canzonette, pezzi di Scott Joplin, Strauss e marce bandistiche. Quindi in pratica tutto, anche la lista della spesa di John Williams che fece, che è stata musicata da Williams durante l'acquisizione di pesce per tutta la truppa. E queste qua sono le edizioni tutte grandi, che però ognuna differisce dall'altra, quindi non è che se ce le avete tutte e tre è una copia una dell'altra, anzi proprio dovreste averle tutte e tre per avere effettivamente un quadro completo di questa stupefacente colonna sonora che si aggiudicò l'Oscar, ricordiamocelo. Senti, e infine ti vorrei fare una domanda, perché questa che non c'entra con la musica, perché ha a che fare invece con la fotografia, però insomma che ha a che fare anche con le stelle cadenti e con i colpi di sedere di Steven Spielberg, no? Caspita, e come no? Allora, io l'ho scoperto acquistando finalmente in Blu-ray questa edizione, che tra l'altro è stracolma di bonus extra, di documentari. Tra l'altro c'è anche un documentario su John Williams, e poi ci sono scene eliminate, le interviste all'epoca, le interviste durante l'anniversario dell'uscita di questo Blu-ray. Allora, io ho scoperto con questo Blu-ray la fotografia reale del film, perché io mi ricordavo in VHS o al cinema di aver visto soprattutto le scene dell'attacco dello squalo, quelle notturne, che in realtà Spielberg girò di giorno con dei filtri appositi per far diventare, diciamo, quasi un crepuscolo o una scena ambientata di notte. Io me le ricordavo sempre scure, buissime, proprio quasi impercettibili tutto ciò che avveniva. Per fortuna c'era l'audio che ti accompagnava in questo delirio di onnipotenza. In effetti poi la ragazza, quella appena parte il film, quella lì è notte o a tramonto, se non in realtà era quasi un tramonto, perché i ragazzi sulla spiaggia stavano e lei si buttava, ma non si vedeva quasi quella scena. Invece la fotografia, grazie al Blu-ray, è tornata ad essere quella che effettivamente era stata voluta da Spielberg e da direttore della fotografia. Senti, è la botta di fortuna della stella cadente? No, due sequenze in realtà ravvicinate, quindi stacco di montaggio una con l'altra, dove c'è una stella cadente, ma proprio si vede, sembra quasi un alieno, un'astronave che precipita, e Spielberg ha avuto questa fortuna straordinaria di beccare sia in un primo piano di, credo che se non mi ricordo male è Roy Schneider, quindi Brody, che in un campo largo dove si vede l'orca, la nave con la quale poi i tre vanno ad inseguire per uccidere questo squalo, e quindi proprio becca questa stella cadente. Guarda che botta di fortuna che ha avuto Spielberg. Quindi non è un effetto speciale, sempre ammesso, no, ma è proprio vero. Casualità, pura casualità, pura fortuna sul set. Diciamo che forse questa stella cadente avrà espresso il desiderio Spielberg di poter finire il film, almeno di portarlo a casa, perché ne sono successe di ogni sul set, veramente di ogni. Allora, noi ringraziamo tutti, io ringrazio Massimo, abbiamo questa volta parlato appunto di un altro classicone estivo che è Lo Squalo, che secondo me potete vedere insomma in varie piattaforme, forse addirittura anche su YouTube, credo, e quindi vi salutiamo con le stelle cadenti dello Squalo. Alla prossima, ciao Massimo.
Ciao, buona visione.